Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta, un'ora e mezza con tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti su quanto sta accadendo nella nostra regione e vedremo anche nel vicino Friuli Venezia Giulia. Noi partiamo subito collegandoci in diretta con Breganze, in provincia di Vicenza, dove si trova per noi Vanessa Banzato, perché nella notte è avvenuto un colpo che ha fruttato, credo, in capi d'abbigliamento, circa 100.000 euro, e sulle modalità e sul bottino ci racconta tutto Vanessa, che già la vedete assieme al titolare di questa azienda. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, un vero e proprio assalto che si è verificato alla Prandina di Via Maglio a Breganze. Come il titolare Filippo Prandina, i malviventi hanno sfondato il cancello d'ingresso, sono entrati con un furgone, in pochissimo tempo hanno buttato giù, sfondato letteralmente il cancello iniziale che porta al magazzino, per poi introdursi nel reparto appunto di produzione. Come dicevi anche tu, un centinaio di migliaia di euro di capi che sono stati rubati. Filippo Prandina, tutto si è svolto in pochissimo tempo. Sì, praticamente sono entrati qui alle 1.08 e alle 1.016 se ne sono andati, quindi anch'io sono stato il primo ad arrivare, ma i tempi sono stati veramente velocissimi. Come sono arrivato ho trovato le strade chiuse, perché loro appunto avevano rubato queste 4 macchine posizionate all'esterno della strada principale, quindi anche io ho dovuto avvicinarmi a piedi, che naturalmente ho aspettato le forze dell'ordine prima di arrivare. Sì, è stata una cosa veloce, sicuramente programmata, e sicuramente qualcuno sapeva, perché è stato tempi veramente velocissimi. Un assalto che diventa un copione di numerosi altri che si sono verificati negli ultimi tempi nella nostra regione, quindi i malviventi che arrivano, bloccano le strade con soprattutto auto rubate, entrano e arraffano tutto quello che possono. Tra l'altro lei diceva che giusto un anno fa è stato un copione che si è ripetuto, perché anche un anno fa è stato vittima di un assalto simile. Sì, è stato esattamente un anno fa, probabilmente dalla stessa banda, perché anche in quel caso lì che hanno rubato anche il furgone l'ho ritrovato circa giusto un mese fa nella zona di Modena, e anche questa volta il furgone l'hanno ritrovato il giorno dopo sempre in quella zona, quindi pensiamo che anche con le forze dell'ordine che siano la stessa banda. Lei ha chiamato immediatamente i carabinieri, si diceva hanno agito in pochissimo tempo, senz'altro conoscevano bene, sapevano bene come muoversi. Sì, qui appunto nel magazzino abbiamo sempre corrieri che girano tutti i giorni. Probabilmente loro hanno informazioni, perché con i tempi così ristretti anche le stesse forze dell'ordine, immagino, non hanno i tempi probabilmente materiali per arrivare, perché ripeto, 8 minuti anch'io sono arrivato ed erano già andati via. Dall'anno scorso rispetto a quest'anno lei si era attrezzato, perché ha detto anche fuori dai microfoni che l'anno scorso magari non aveva un sistema di videosorveglianza così preciso e così diffuso come ha avuto in quest'ultimo episodio, eppure... Sì, abbiamo rinforzato tutte le porte di sicurezza appunto che vanno all'esterno, il portone era stato rinforzato, tutta la videosorveglianza, però evidentemente non è sufficiente, quindi loro, sapendo, prendono anche le contromisure. Rubati capi d'abbigliamento, voi vi occupate appunto della produzione di capispalla soprattutto per prestigiose firme. Si parla di un centinaio di migliaia di euro, però ci sono anche i danni. Sì, circa appunto sono 100.000 euro di valore di capi che hanno portato via, e poi naturalmente i danni, il portone sfondato, il portone davanti, la porta qui che divide la zona di produzione che è stata appunto forzata, e quindi adesso bisogna imboccarsi le maniche. Fa passare la voglia di lavorare però. Non è facile, perché poi in realtà in 30 anni non era mai successo a mio padre a suo tempo, adesso 2 volte in un anno, più che altro hai la sensazione che qualsiasi cosa tu adotti non sia sufficiente, perché appunto queste bande sono organizzate. Lei ha paura anche, lei ha detto che sta diverse volte da solo in azienda, comincia ad essere preoccupato anche per questo, anche stare da solo in un'azienda. Tra l'altro lei diceva ha posizionato questo capannone in mezzo alle abitazioni, sperando che magari proprio fosse limitato, una cosa del genere fosse limitata, e invece no. Sì, a volte le zone appunto industriali o artigianali spesso di sera sono deserte, qui appunto siamo circondati dalle case, questa era anche una cosa che mi dava più sicurezza, però evidentemente, ripeto, i tempi e la modalità, la velocità, e loro se ne sono proprio fregati, diciamo, delle telecamere, perché loro sapevano che in tot tempo dovevano fare tutto quanto. Adesso dove può essere smerciata questa merce, questo materiale che è stato rubato?
Ma so che i carabinieri stanno guardando sia nei siti di rivendita di capi usati, sia nei siti appunto online, e poi probabilmente verranno girati ad altri mercati. Adesso io sinceramente è difficile, so che succede spesso che fanno vari furti, accumulano tutto il materiale e poi lo rivendono per appunto ricavarne un guadagno. Tra l'altro diceva hanno rubato anche dei prototipi, dei campioni che a voi servivano anche proprio per realizzare in futuro dei capi d'abbigliamento particolari. È la parte che dispiace un po' di più, perché poi sono capi che tu accumuli negli anni, fanno parte anche della tua storia, ma servono anche proprio per andare dai clienti a presentare cose nuove, che poi si rifà sempre sul passato, sulle cose che sono state una volta di moda. Quello è difficile da ricostruire, perché poi ci vogliono altri capitali o comunque anche la conoscenza, che magari è passato il tempo, insomma, quindi. Però lei va avanti. Sì, diciamo che non ci sono neanche alternative, quindi io devo comunque cercare di trovare soluzioni deterrenti ancora maggiori per riuscire a frenare questa cosa. Bene. Insomma, Filippo, hai sentito, certo c'è molto rammarico, dispiace, c'è rabbia per questo colpo, questo furto subito, però insomma bisogna andare avanti, e quindi anche Filippo Prandina, abbiamo sentito, si rimbocca le maniche per continuare a portare avanti il suo lavoro assieme alle 15 dipendenti. Per il momento da Breganze è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, in collegamento in diretta da Breganze con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Noi abbiamo sentito che a Breganze ha agito una banda di professionisti del crimine naturalmente. Diversi invece sono i responsabili di furti e rapine che sono state messe a segno a Conegliano. Sono addirittura 2 ragazzini di 13 e 14 anni, ci racconta tutto Daniela Sizia, scusate, che ha sentito per noi i carabinieri. Ci troviamo al comando dei Carabinieri di Treviso, sono in compagnia del tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità. 2 giovanissimi che sono stati denunciati perché presunti responsabili di 3 colpi, 2 tentati scippi e una rapina avvenuti a Conegliano, davvero giovanissimi, uno addirittura con meno di 14 anni. Sì, è un episodio grave, ma che per fortuna è stato risolto brillantemente nel giro di poche ore dai colleghi di Conegliano, anche in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale. Ha riguardato 3 episodi avvenuti tutti nello stesso giorno, a poche ore di distanza. Si tratta di 2 tentati scippi e di una rapina che ha visto coinvolta una signora che ha riportato una lieve scoriazione alla mano. I 2 presunti autori, come diceva, sono 2 ragazzi giovanissimi, parliamo di un infra-14enne di origine colombiana e di un 14enne di origine dominicana, 2 persone appartenenti a famiglie stanziali sul territorio, ma che non avevano mai avuto questo tipo di comportamento. Per noi non sono vecchie conoscenze, sono ragazzi che conosciamo per la prima volta. In questo caso il modus operandi era abbastanza collaudato, hanno aggredito le signore che stavano passeggiando in strada, prendendole per le spalle, dopodiché scaraventandole a terra e tentando di strappargli la borsa. In 2 casi, come dicevo, non ci sono riusciti perché per fortuna le vittime sono riuscite a trattenersi la borsa. Nell'ultimo caso invece la borsa è stata sottratta e l'abbiamo trovata per fortuna poco distante. Ecco, comandante, si diceva prima, non sembrano ragazzini appartenenti a qualche baby gang. No, al momento non hanno colleganze col territorio se non per la residenza e per appunto la stanzialità dei genitori. Stiamo verificando in particolare uno ancora che risulta tra virgolette irreperibile perché è rientrato momentaneamente con la famiglia di origine nel loro paese e quindi stiamo attendendo poi il ritorno per poter accertare qualcosa di più importante, anche perché l'identificazione è avvenuta tramite il sistema di videosorveglianza comunale, ecco perché appunto le polizie locali
ci ha dato anche una grossa mano in questo senso, e soprattutto diciamo il più piccolo dei due, quando è stato individuato all'esito della perquisizione all'interno degli slip abbiamo trovato la tessera del codice fiscale sanitaria appartenente appunto all'ultima vittima. Che probabilmente voleva utilizzare per le macchinette, perché sennò è inspiegabile, insomma, anche questo. Sì, diciamo che è l'unico movente plausibile per cui ha trattenuto quella tessera, che è stata tra l'altro probabilmente anche la sua sfortuna, tra virgolette, proprio perché grazie a quello siamo riusciti a collegarlo all'ultimo episodio che abbiamo rilevato. Comandante, trovarsi di fronte a due giovanissimi, perché parliamo di un 13enne e di un 14enne, è davvero un fenomeno che preoccupa sempre di più, perché parliamo di baby gang, parliamo di giovanissimi, ma questi davvero sono piccoli, possiamo dire così? Sì, preoccupa nella misura in cui probabilmente a volte questi comportamenti sono guidati più da un istinto che da un ragionamento, nel senso, io non sono un sociologo, però mi rendo conto a volte, confrontandosi con questi ragazzi, che non hanno la percezione della gravità dei loro comportamenti, quindi un gioco che però si trasforma in un comportamento penalmente rilevante e che chiaramente crea dei grossi problemi anche alle vittime, perché in questo caso nelle prime due diciamo si è rilevato soltanto un tentativo, ma nel terzo caso la signora è stata buttata a terra ed ha riportato anche delle conseguenze fisiche, per cui questi comportamenti, come abbiamo visto, come abbiamo detto, hanno dei risvolti penali e comportamenti insomma penalmente rilevanti che portano anche a gravi conseguenze. E fra l'altro, comandante, proprio per una somma esigua, mi pare 50 euro se non sbaglio nell'ultimo colpo. Sì, confermo, parliamo veramente di cifre esigue, per cui a volte il gesto non è giustificato neanche dal compenso che potrebbero andare a percepire illecitamente. Grazie davvero, grazie comandante, da Treviso è tutto. E grazie a Daniela Sizia per questo contributo. Noi peraltro vediamo anche una notizia che riguarda sempre dei giovanissimi, è avvenuta invece in provincia di Bergamo, in un comune che si chiama Trescole Balneario. Qui addirittura uno studente di terza media ha accoltellato l'insegnante di francese. Quella che vedete è il titolo che dà l'edizione online del Corriere della Sera. L'aggressione è avvenuta nei corridoi della scuola prima dell'inizio delle lezioni. L'insegnante di francese a 57 anni è stata colpita al collo ed operata in ospedale. Il ministro dell'istruzione Valditara ha detto che ha parlato con i medici e la professoressa è fuori pericolo. Questo naturalmente non toglie il fatto che si tratti di un gesto, anche questo, di una estrema gravità che pone più di una domanda. Noi adesso cambiamo argomento, andiamo a Mestre, dove c'è per noi Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, perché la comunità è in lutto per la scomparsa di Dino Pistolato e vedo che sei in compagnia anche di ospiti. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Lutto in tutto il patriarcato e nella diocesi veneziana per la morte di Don Dino Pistolato, avvenuta ieri nel tardo pomeriggio. Don Dino aveva avuto un malore qualche giorno fa, dopodiché il ricovero e non si è più ripreso. A lungo Don Dino è stato direttore della Caritas di Venezia, ora invece era parroco a Gambarare di Mira. Qui insieme a noi c'è Don Fabio Longoni della parrocchia Santissima Trinità a Mestre. Lei, Don Fabio, lo conosceva bene? Sì, io ho conosciuto Don Dino quando lui è entrato in seminario, aveva 20 anni e ha fatto con me il percorso fondamentale di filosofia e teologia per 5 anni, per poi appunto essere ordinato lo stesso giorno in cui sono stato ordinato io, nel 27 giugno del 1981. Ha vissuto la sua vita a servizio della diocesi, in alcune parrocchie all'inizio, ma poi soprattutto, come diceva anche lei, al servizio delle persone più povere, più disagiate, più in difficoltà, essendo direttore della Caritas per più di 20 anni. Ecco, la sua figura era una figura che è sempre andata un po' controcorrente. Don Dino non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava.
Ma direi che fondamentalmente il suo ruolo stesso lo richiedeva, nel senso che molte volte la carità è data senza quello che il Concilio Vaticano II dice ad ogni membro della Chiesa, cioè tu non puoi dare come elemosina ciò che è dovuto come giustizia, e quindi lui lottava perché le cause della povertà fossero in qualche modo appunto allontanate dalle persone, e questo può essere che abbia dato anche qualche volta fastidio a qualcuno, può essere stato che alcuni atteggiamenti, che forse era anche dovuto probabilmente a un carattere molto forte, abbiano provocato anche delle reazioni, però secondo me sempre nei limiti, sempre anche diciamo in ascolto dei propri vescovi, visto che ne ha avuti 3 nell'arco di questi anni, Monsignor Cè, Monsignor Scola e infine appunto Monsignor Moraglia, secondo una logica di comunione, perché poi alla fine era anche un uomo di comunione, per cui al di là di quello che può essere l'aspetto, ripeto, di impegno forte per il bene degli altri, però non ha mai rinnegato anche il dire che siamo una comunità intera che deve fare carità, e siamo anche delle persone che fra di noi, credenti e non credenti, dobbiamo usarci carità, quindi amore reciproco, capacità di sollevare le persone in difficoltà. Ecco, questa è stata la sua testimonianza per tutta la vita. Adesso gli ultimi anni da parroco lo vedevano concentrato all'interno della pastorale ordinaria, ma secondo me sempre con quello spirito, quel cipiglio, potremmo dire così, particolare, no? di essere uno che appunto non si faceva sottomettere da una visione qualunquista, ecco, ma fondamentalmente capace di dire la sua e capace insomma di suscitare intorno a sé delle vocazioni appunto alla carità, ma anche alla giustizia, ma anche proprio all'incontro con Gesù Cristo, che poi è la funzione di ogni prete in fondo. Quel che è certo è che ha lasciato un segno. Ma io penso proprio di sì. Cioè nel senso che in diocesi, avendo avuto più di 20 anni, ma poi ripeto era entrato anche precedentemente alla nomina, perché collaborava con allora Don Mario Senigallia, che si occupava sempre di opere di carità, per cui è una realtà che lui ha navigato per più di 30 anni, potremmo dire così, ecco, magari un po' diciamo superficialmente, ma però è stata la sostanza della sua vita, per cui appunto, considerando che fra qualche anno sarebbe stato il suo 50° di sacerdozio, sentiamo tutti, in particolare io che ho la sua stessa età, come abbia vissuto una vita compiuta dentro questo orizzonte di amore al prossimo, che è il comandamento fondamentale del cristiano insieme all'amore a Dio. Ecco, lei ha nominato Monsignor Francesco Moraglia, il patriarca di Venezia, che in questi giorni si trova a Roma, e ha però mandato un messaggio scrivendo: la prematura morte di Dondino addolora profondamente. Il suo servizio a livello diocesano, anche come vicario episcopale, è sempre stato attento a promuovere e organizzare la carità con animo sacerdotale, sguardo rivolto alle innumerevoli situazioni di bisogno e sofferenza. Un pensiero cordiale di vicinanza ai familiari, alla comunità di Gambarare, che oggi piange la morte del suo parroco. Queste le parole di Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia. Ringrazio molto Don Fabio Longoni. Qui da Maestra è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, al suo ospite. Noi torniamo a parlare di cronaca, e sempre con dei giovanissimi come protagonisti e come vittime. Ora ci spostiamo a Padova, dove un'aggressione fuori da una discoteca ha avuto conseguenze molto gravi per un giovane di 19 anni. Ci racconta tutto Marta Zatta. Violenta aggressione proprio qui in via Montà a Padova, alle mie spalle la discoteca Next, dove alle 4:40 di circa di notte di domenica scorsa si è consumata una violenta aggressione ai danni di un giovane, un 19enne trevigiano, colpito con un coccio di una bottiglia da parte di un 21enne di origine tunisina ma residente a Mortise. Tutto è nato, appunto, lo dicevamo, attorno alle 4 di notte,
notte quando la giovane vittima era insieme ad altri amici ed è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi che appunto hanno cercato di intimidirlo, di stuzzicarlo e l'hanno appunto aggredito colpendolo con la bottiglia sull'occhio sinistro. Il ragazzo ha necessitato di un intervento d'urgenza perché appunto ha riferito che non ci vedeva più. A quel punto gli amici della vittima hanno inseguito l'auto all'interno della quale c'era anche l'aggressore. L'inseguimento è terminato in zona Portello a Padova. Qui gli amici, l'aggressore e i suoi amici hanno iniziato a lanciare sassi attorno all'auto degli amici della vittima. A quel punto sono ritornati proprio qui dove sono intervenuti gli agenti della questura, gli hanno fornito la foto della targa dell'auto. Gli agenti della questura quindi sono risaliti all'auto del 21enne aggressore proprio in zona Mortise. L'hanno trovato, l'hanno bloccato e l'hanno trovato appunto con ancora le tracce di sangue sul volto, sulle mani e anche sull'auto. A quel punto il giovane aggressore è stato arrestato, è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova e il questore di Padova Marco Dorisio ha richiesto anche la revoca del permesso di soggiorno. Grazie a Marta Zatta da Padova. Noi adesso ci spostiamo a Vicenza per un altro genere di criminalità. Qui un'anziana è stata derubata al cimitero di Costozza Longare da una donna che, fingendosi fisioterapista, si è avvicinata e le ha rubato la collana. Il sindaco Matteo Zennaro allerta i cittadini. Per noi sul posto Luisa Bertini e Simone Squarcina. Siamo davanti al cimitero di Costozza a Longare in compagnia del sindaco Matteo Zennaro perché lunedì proprio ad ora di pranzo qui si è consumato uno spiacevole episodio in cui un'anziana è stata vittima di un raggiro, è stata derubata della collana. Cosa è successo? Sì, purtroppo è un episodio davvero molto triste che è successo l'altro giorno, dove essenzialmente una signora anziana all'interno del cimitero è stata avvicinata da una sedicente fisioterapista che con abilità è riuscita, fingendole appunto di soccorrerla e di aiutarla, le ha sottratto sostanzialmente la collana. Ha finto di essere una fisioterapista che stava aprendo un negozio qui nelle prossimità del nostro territorio e con questa scusa l'ha raggirata e le ha appunto sottratto la collana. Lei ha allertato immediatamente i cittadini, intanto le indagini sono in corso anche attraverso il sistema di videosorveglianza? Sì, in questo momento stiamo lavorando in maniera molto capillare, analizzando tutte le immagini della videosorveglianza a noi a disposizione e dico che contiamo di poter garantire presto questa delinquente alla giustizia. Ecco, sindaco, tra l'altro qui in cimitero non è un episodio singolo perché già una decina di giorni fa erano stati derubati dei profili in rame. Sì, qualche notte fa purtroppo all'interno sempre del cimitero sono state divelte le coperture, sostanzialmente cappotti delle tombe di famiglia ed è stato portato via numeroso, insomma un quantitativo abbastanza ingente, ecco, di rame da parte appunto di ladri. Anche in quel caso siamo convinti di poter dare un contributo positivo alle indagini attraverso il sistema di videosorveglianza. È un aspetto molto importante del nostro territorio perché abbiamo lavorato in maniera molto capillare appunto sul riuscire a inserire tutta una serie di videosorveglianza di controllo varchi all'interno del nostro territorio e quindi attraverso questi strumenti siamo convinti di poter identificare questi soggetti. Intanto lei mette in allerta i cittadini per stare attenti. È fondamentale, la prevenzione è fondamentale, noi lavoreremo sicuramente sulle indagini, però quello che è importantissimo è riuscire a prevenire questi episodi. È molto difficile perché soprattutto queste truffe sono veramente molto pesanti perché vanno a colpire soggetti fragili che ripongono fiducia nel prossimo come gli anziani e questo è davvero molto spiacevole, però è fondamentale che si crei una consapevolezza da parte delle persone di cercare di evitare ogni contatto e di lavorare appunto con un sistema di consapevolezza che permetta di prevenire. Non è semplice, però l'informazione è molto utile. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Noi ringraziamo Luisa Bertini per questo contributo dalla provincia di Vicenza. Sono stazionarie le condizioni della studentessa di 22 anni investita ieri mattina a Padova. Anche Bus Italia ha avviato un'indagine interna.
Resta ricoverata nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stazionarie, un segnale incoraggiante per la studentessa 22enne di Milano investita da un pullman di linea ieri mattina a Padova. Erano le 8 quando la giovane, che frequenta l'università, è stata travolta mentre attraversava in via Gozzi sulle strisce pedonali proprio davanti al comando della polizia locale. Immediati sono stati soccorsi prestati alla giovane dai passanti e dagli agenti che poi hanno condotto i rilievi. A lungo è stato interrogato l'autista, un 57enne molto esperto, che è risultato negativo agli esami alcolemici e tossicologici. Sull'incidente anche Bus Italia Veneto ha aperto un'indagine interna. L'autobus coinvolto prestava servizio sulla linea 2 Carrare e in quel momento proveniva vuoto dalla stazione diretto verso il centro città. C'è da capire cosa sia accaduto e quali siano le esatte cause del drammatico incidente. Nel frattempo anche dall'azienda massima la vicinanza alla studentessa e alla famiglia, nella speranza che si possa riprendere al più presto. Rimangono stazionarie le condizioni della bimba di appena 8 mesi, vittima di un gravissimo incidente domestico a San Stino di Livenza. La bimba è caduta dal divano di casa sbattendo violentemente la testa. Nel momento dell'impatto la piccola ha perso i sensi immediati, era stata la chiamata alla SUEM 118 e, data la gravità, oltre all'arrivo dell'ambulanza da Mestre, si era alzato in volo anche l'elisoccorso di Treviso, che aveva trasportato la bambina all'ospedale di Padova, dove si trova ora ricoverata nella rianimazione pediatrica in prognosi riservata. Si è spento a Torreglia dopo 6 anni di lotta contro una grave malattia. Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco, aveva appena 12 anni. La terra si è compiuta e prosegue ora nella meta dell'infinito. Come famiglia in questo momento ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera di fronte al mistero, ma siamo certi che troveremo le parole per testimoniare la bellezza che ha seminato in terra Nicolò, il supereroe dell'amore. È un messaggio luminoso e pieno di speranza nel grande dolore che stanno vivendo, quello che Filippo Legnaro, la moglie Chetti e i figli scelgono per comunicare la scomparsa di Nicolò. Aveva 12 anni Nicolò e dal 2020 lottava contro una grave malattia che sembrava sconfitta ed era ricomparsa nel 2024, strappandolo alla vita. Anni segnati dall'amore e dal dolore, questi per la famiglia dell'ex sindaco di Torreglia, circondata dall'affetto della comunità e in particolare degli amici e compagni di Nicolò, che hanno vissuto insieme oggi un momento di condivisione con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Torreglia. I funerali del piccolo Nicolò, che con i suoi occhi grandi amava guardare il cielo, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Torreglia giovedì 26 marzo alle 15. Dalle 16:30 di mercoledì 25 nella stessa chiesa sarà allestita la camera ardente per quanti vorranno salutarlo, a cui seguirà alle 21 una veglia di preghiera in suo ricordo che continuerà per tutta la notte. La Guardia di Finanza ha sequestrato un laboratorio tessile nel Padovano che aveva debiti per 2 milioni di euro con il fisco. Trovati lavoratori in nero. Un laboratorio di 80 metri quadri, all'interno 2 lavoratori in nero clandestini in condizioni di degrado e pericolo. Ecco cosa hanno trovato i finanzieri insieme ai tecnici dell'Ispettorato del Lavoro quando sono entrati in un laboratorio tessile di Vigonza, gestito da imprese apri e chiudi gravate da debiti verso l'erario. I finanzieri hanno effettuato un sequestro d'urgenza dell'immobile di 10 macchinari e 10 banchi da lavoro. L'amministratore del laboratorio, che operava sulla base di commesse ricevute da imprese locali, è stato segnalato alla procura per violazione delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul luogo di lavoro e impiego di manodopera clandestina. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato anche numerose violazioni alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli accertamenti fiscali hanno poi rilevato debiti con il fisco per circa 2 milioni e 600 mila euro da parte delle 4 ditte, tutte amministrate da stranieri che dal 2008 hanno gestito il laboratorio tessile. Si tratta di imprese apri e chiudi che, dopo essere divenute insolventi con l'amministrazione finanziaria, trasferivano personale e macchinari in una nuova impresa costituita ad hoc, la quale continuava ad operare nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo ragione sociale e partita IVA.
Rapina violenta alle 4:30 di questa mattina in stazione a Padova. Una donna è stata aggredita da un uomo che poi le ha chiesto un riscatto per riavere la borsetta. Arrestato dalla polizia un 29enne marocchino, denunciato il complice. Aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa scaraventandola a terra e trascinandola per alcuni metri. La rapina violenta in stazione a Padova, vittima una 60enne dipendente di un albergo in città che stava andando al lavoro. Alle botte, allo spavento e al trauma, alla donna poi si è aggiunta la paura del ricatto. Il rapinatore che l'ha aggredita, infatti, mentre la 60enne era in ospedale per curare le contusioni, ha iniziato a telefonare ai suoi familiari chiedendo loro 100 euro per la restituzione della borsetta che conteneva, oltre al portafoglio, documenti personali, le chiavi di casa e di lavoro, un paio di occhiali, 20 euro e il telefonino. Sono stati i colleghi della donna ad allertare il 113. I poliziotti si sono presentati all'appuntamento con il rapinatore in piazzale Stazione. I colleghi dei volanti si sono portati sul posto e sono intervenuti non appena c'è stato il contatto, e quindi era iniziato questo tentativo di estorsione per restituire gli effetti personali, i documenti della vittima. Gli agenti hanno bloccato il 29enne marocchino che ha reagito violentemente. Una volta caricato nell'auto di servizio, lo straniero ha anche danneggiato il vetro con testate e calci. Le indagini hanno poi chiarito che il giovane ha agito assieme ad un complice, fermato anche lui vicino alla stazione. Era stato arrestato lo scorso 28 febbraio per aver minacciato con una siringa un ragazzo nel tentativo di estorcergli del denaro in cambio della restituzione degli occhiali da vista che aveva perso. Il 29enne marocchino è finito in carcere accusato di rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento dell'auto di servizio. Una risposta immediata che è stata data praticamente innanzitutto alla signora rapinata, e quindi una risposta immediata al territorio per un fatto dove poi, per quanto concerne l'autore, è un 29enne straniero. Già ci siamo attivati con l'ufficio immigrazione in posizione di non regolarità sul territorio nazionale, e poi all'esito di quelle che saranno le determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria sarà collocato in un CPR poi per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale, soggetto già aggravato da anche reati contro il patrimonio, contro la persona. Furto in pieno giorno a Catena di Villorba, caccia una macchina scura, setaccio le telecamere, potrebbero esserci dei nessi con altri casi analoghi. Sul territorio presto sarà operativa una control room della polizia locale. I carabinieri mi hanno comunicato che sono a buon punto le indagini, grazie anche alle segnalazioni, ma soprattutto alla videosorveglianza che abbiamo messo a disposizione. È caccia aperta, e questo non solo a Villorba, alla T-Roc di colore scuro usata per compiere un furto in pieno giorno in via Marconi a Catena, dove a entrare in azione rubando monili e gioielli di famiglia è stata una banda di almeno 3 uomini travisati. A metterli in fuga un passante che li ha visti all'opera. In casa in quel momento non c'erano i proprietari. Segnalazioni sono state poi fatte anche via social, in particolare sulla pagina Furti in Corso. Non si esclude ci possa essere una relazione con il tentato furto commesso a San Biagio di Callalta nella stessa mattinata, con un giovane che si è trovato i delinquenti davanti, mettendoli anche qui in fuga. Fatto grave, dice il sindaco di Villorba Soligo, pronto a investire altri 100.000 euro in telecamere, però a patti precisi. Il mio appello è quello che questi fondi che vengono investiti sul territorio poi ci sia anche un dopo, cioè la certezza delle pene, altrimenti noi ci mettiamo tutta la buona volontà e le forze dell'ordine fanno anche loro il massimo, se poi non c'è la certezza delle pene viene un po' tutto vanificato. A proposito di sforzi, imminente sempre sul fronte della sicurezza un nuovo passo. Come corpo intercomunale di polizia municipale a breve sarà inaugurata la nuova control room, che sarà molto performante. I comuni interessati sono quelli di Arcade, di Villorba, di Carbonera e di Breda, dove la polizia poi è un unico corpo. Quindi anche lì c'è un investimento di 1,5 milioni di euro con la nuova caserma e con una nuova control room. Il modello è la centrale della polizia locale di Conegliano in via Maggiore Piovesana, dove confluiscono le immagini in tempo reale da tutto il territorio.
E adesso andiamo a Treviso, ci colleghiamo in diretta con Daniela Sizzia perché in città si sta svolgendo un'iniziativa per la sicurezza stradale. Siamo in piazzale Burchiellati e sono previsti, credo, anche addirittura dei crash test, vero Daniela? Buongiorno Filippo, buongiorno anche telespettatori. Sì, lo vedi alle mie spalle e lo stanno provando un po' tutti, non solo con l'auto, ma lo vedete per il colpo di frusta c'è un ragazzo, sono tantissime le scolaresche che sono venute qui, tutti i ragazzi molto attenti ed anche sorpresi perché un conto è dirlo, un conto è proprio invece testarlo e vederlo. Io sono con il direttore dell'ACI di Treviso, Angelo Centolo. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti i telespettatori. Direttore, tanti studenti, è l'ennesima volta che fate questa iniziativa con successo e ragazzi, abbiamo detto, sorpresi, lo stiamo vedendo, magari lo facciamo anche vedere mentre parliamo, Tommy, vedere, insomma, far provare ragazzi questi test ha un significato importante. Sì, siamo giunti alla quinta edizione, devo dire che ogni edizione aumentiamo i ragazzi, il numero dei partecipanti, quindi significa che il metodo che abbiamo ideato è efficace perché è un metodo cosiddetto esperienziale, un metodo che coinvolge i ragazzi con queste situazioni legate a degli episodi che possono capitare in merito alla sicurezza stradale, all'educazione stradale. Quindi devo dire che i ragazzi restano, come hai detto prima tu, molto colpiti, ma naturalmente portano a casa un'esperienzialità che probabilmente anche quando ci sarà bisogno in maniera anche automatica la possono, come dire, rivivere nella maniera positiva. Speriamo mai, però se dovesse capitare hanno delle informazioni importanti. Anche tu prima hai provato l'auto, capovolta, hai dovuto uscire praticamente dal tettuccio della macchina, non è così semplice. No, c'è una tecnica e quindi in pratica bisogna azionare bene le gambe, anche le mani e naturalmente gestire bene la cintura di sicurezza per poter poi fuoriuscire dal finestrino. Questa è la quinta volta che mi cimento, però ogni volta c'è sempre quella particolarità che bisogna ricordarsi, quindi io in questo momento ho voluto dare nel mio piccolo un esempio concreto come poter gestire al meglio queste situazioni legate alla sicurezza stradale. Grazie. Intanto direttore, come vedete poi una delle ovviamente delle postazioni dove vanno maggiormente gli studenti sono proprio quella dei vigili del fuoco che fanno vedere, lo vedete, come aprire le lamiere delle macchine e come estrarre i feriti. Sono insieme a Pierpaolo Pizzolato. Qui sono arrivati tantissimi studenti. Che cosa vi hanno chiesto di più? Ma la cosa che è praticamente stata predominante è quello che è il mondo evolutivo dell'automotive e connesso al trasporto, per poter comprendere quanto si fa, quanto è lo sforzo che ci si impiega su tutti i livelli per determinare la consapevolezza della sicurezza nell'ambito stradale o dell'imbolico dell'interno della tua vettura. E sempre di più tutto il mondo automotive dedica una particolare attenzione, ma lo studente che poi è coinvolto anche nel processo formativo scolastico dedica quell'attenzione per poter essere anche lui contributivo propositivo nella sicurezza. Insomma, abbiamo visto anche che vi hanno chiesto di come aprire una macchina. Sì, ce l'hanno chiesto sotto 1000 sfumature, sia per quanto riguarda il motore tradizionale e il motore endotermico, sia per quello che è un po' l'innovazione, che è il motore elettrico o l'ibrido, perché li vediamo molto partecipi, molto attivi. Quindi queste sono giornate sicuramente straordinarie, che hanno un valore inestimabile, di cui i giovani ne sono grati e la vivono intensamente sotto ogni punto di vista. Grazie intanto, grazie davvero. Filippo, se mi dai un altro secondo, ti faccio vedere intanto il test che dovrebbe partire fra pochi istanti e poi volevo, se riesco a trovare il comandante dei carabinieri, se c'è ancora, perché stanno anche facendo la prova dell'alcol test, i ragazzi, insomma prova che è risultata in qualche caso leggermente positiva, insomma, e che ti fa pensare, far capire, ecco, qual è la problematica maggiore poi degli incidenti. Guarda, hai visto adesso il test, l'hai visto? Il test per il colpo di frusta, te lo faccio
Ecco, questo è uno dei test, vediamo se riusciamo a trovare, no, il comandante forse se n'è andato, quindi io comunque ecco, hanno fatto, vedi, lo stanno facendo anche ora, aspetta che ci avviciniamo, Filippo ti facciamo vedere come i ragazzi si sottopongono all'alcol test. Guarda, eccomi qua, Filippo, adesso te lo facciamo vedere, eccolo qui. E così via in maniera quadratica. E questo è il motivo per cui... Come stanno andando? Solo questo le chiedo, come stanno andando gli alcol test? Non può dircelo lei. Allora aspettiamo perché il comandante si è spostato. Ecco, hanno fatto l'alcol test e per capire se avevano bevuto in qualche caso, come ti dicevo, purtroppo è risultato anche positivo. Un test fatto per gioco, per scherzo, ma in realtà poi è risultato positivo. Ci sono un po' tutte le postazioni dai carabinieri alla polizia locale, il SUEM che ci ha spiegato, insomma, l'infermiere, che tante giovani hanno chiesto come poter accedere a quella professione, che è una nota importante perché come sappiamo mancano infermieri, mancano medici, e il fatto che i giovani si avvicinano a quella professione è davvero importante. Tantissime scolaresche, qui prima Piazzale Burchelate era piena, adesso ovviamente è ora di pranzo, cominciano a tornare a scuola, ma un'iniziativa, come vi diceva il direttore, che ha davvero riscosso un ottimo successo, tanta curiosità ma anche tanta consapevolezza da parte degli studenti proprio sulla sicurezza stradale. Filippo, qua da Treviso è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia in collegamento da Treviso. Naturalmente sono sempre importanti queste iniziative per far capire già da subito quali sono i pericoli che sono legati alla strada. Incendio in un garage a Zenzon di Piave, i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero all'abitazione. Sono da poco passate le 13:30 quando in via Fermi a Zenzon di Piave scoppia un incendio all'interno del garage di un'abitazione. Immediato scatta l'allarme ai vigili del fuoco giunti con un'autobotte da Motta di Livenza. Poi, vista la complessità dell'intervento, sono arrivate a supporto squadre da Treviso e San Donà per un totale di 15 vigili del fuoco. Il timore era che le fiamme dal garage dove era rimessata un'auto si propagassero all'abitazione adiacente. Fortunatamente così non è stato. I pompieri sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere l'incendio. Durante l'intervento la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale, sul posto anche il sindaco. Un piccolo incendio in una casa privata, le cause i vigili del fuoco le stanno cercando di capire in questo momento, per fortuna solo danni al fabbricato e non danni alle persone, questo ci rincuora ovviamente. Un parapendio è caduto a ridosso di una casa a Semonzo del Grappa e chi lo guidava è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. La stagione del volo libero è appena agli inizi, ma già si moltiplicano incidenti e proteste, in particolare proprio a Semonzo del Grappa. Vediamo il servizio. Al mattino verso le 9 un parapendio guidato da un pilota belga di 34 anni cade a ridosso di una casa a Semonzo del Grappa. Resta impigliato su un albero, poi l'impatto a terra da 5 metri gli provoca un trauma al bacino. L'elisoccorso lo porta a Treviso per ulteriori approfondimenti. Nel primo pomeriggio un altro pilota rimane contuso nella zona degli atterraggi a sud della strada provinciale. Arrivano ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza per i primi soccorsi e in giornata viene segnalata un'altra caduta senza conseguenze nella zona verso il Monte Cesen. È una situazione che da una parte è un grande volano economico per il territorio, dall'altra preoccupa i residenti per i pericoli che ne derivano. Quello che chiediamo è soprattutto porre attenzione alla sicurezza pubblica, perché fino adesso possiamo definirla una questione di fortuna quella che non abbia ancora coinvolto nessun cittadino che si trovava a passare nel posto sbagliato al momento sbagliato. Incidenti gravi ce ne sono stati, non sono neanche più quantificabili, da gente che è precipitata ammazzandosi purtroppo nei giardini delle case, sui fili elettrici, sulla strada provinciale, sopra i tetti, all'interno dello scuolabus, sulle macchine parcheggiate. A vista d'occhio gli sportivi in volo sono decine solo sopra Semonzo. Secondo il comitato non sarebbero rispettate talvolta le condizioni di sicurezza. Ci sono situazioni in cui si lanciano che il meteo è assolutamente proibitivo. Io ho visto gente partire mentre stava piovigginando, con la nebbia, da non vedere addirittura le zone di atterraggio.
Nel corso del tempo sono state documentate anche cadute di oggetti o attrezzature. Il rischio per chi vive e lavora in centro abitato c'è. Le risposte delle amministrazioni no. Sappiamo che è un'attività importante, ma io ritengo che sia molto importante anche la sicurezza pubblica. A Codega di Sant'Urbano, nuova condanna per un 33enne stalker recidivo. Dopo una prima sentenza continuava a molestare l'ex compagna. Non gli è bastata la prima sentenza, ma ha continuato a molestare l'ex compagna. Un 33enne è stato condannato in abbreviato, sempre per atti persecutori, a 4 mesi, in continuazione con la precedente condanna di 1 anno e 2 mesi. Il 33enne, a cui era stata preclusa la via della giustizia riparativa, aveva risarcito la vittima ed aveva accettato la prescrizione di partecipare ai corsi per uomini che si sono macchiati di reati di genere, cosa che gli aveva permesso di ottenere le attenuanti generiche. Una storia iniziata nel 2022, terminata con la chiusura della relazione da parte della vittima, tormentata dalla gelosia dell'uomo e dai maltrattamenti. Dopo la denuncia presentata dalla giovane donna, il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ed aveva apposto il braccialetto elettronico. Lui, la sera stessa, si era presentato dalla ragazza, così la misura era stata aggravata negli arresti domiciliari. La prima condanna però non lo ha persuaso, ha inviato alla ragazza frasi offensive e volgari e l'ha seguita. Ora la nuova sentenza. Il processo per la tragedia del Natisone è tornato in aula per la ammissione di testimoni e prove. Il giudice ha tagliato più di metà testimoni della procura e ha ammesso tutte le prove prodotte. La difesa aveva chiesto l'esclusione di 2 video. Nuova udienza tecnica del processo per la tragedia del Natisone. Dalla prossima si inizierà con il dibattimento vero e proprio. La data di oggi era stata calendarizzata per definire l'ammissione di prove e testimoni dopo la costituzione dei responsabili civili, ARCS e Ministero dell'Interno con i rispettivi avvocati. È proprio dall'avvocato Rino Battocletti, che ha assunto la difesa dell'Agenzia regionale Coordinamento Salute per la responsabilità relativa all'operato di Michele Nonino, l'infermiere della Sores imputato, è arrivata un'eccezione alla quale si sono uniformati tutti gli avvocati della difesa sull'ammissione tra le prove di 2 video prodotti dalla procura nel copioso fascicolo di indagine relativi alla simulazione dell'intervento di un elicottero dalla base del velivolo sanitario della Sores di Campoformido. I video stimano il tempo di percorrenza dal decollo all'arrivo su Premariacco Beach e il recupero di 3 persone nel punto esatto dove Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar attesero invano l'arrivo dei soccorsi prima di essere inghiottiti e uccisi dal Natisone. Il giudice ha respinto la richiesta delle difese e ha ammesso i 2 video, che verranno dunque mostrati in aula nel corso del dibattimento. Le difese hanno depositato altra documentazione. Il giudice ha poi deciso un importante taglio al numero dei testimoni citati dalla procura, che ne aveva indicati una 50. L'accusa ne potrà sentire al massimo 20, con riserva di aggiungerne altri se ritenuto necessario. Analogamente per le difese il massimo dei testimoni ammessi sarà di 10 per ciascuno. Prima di chiudere l'udienza, il giudice ha fissato le prossime 2 date che vedranno il processo spostarsi nell'aula Falcone e Borsellino, più adatta per mostrare i contributi audio e video che il procuratore Lia e il sostituto Letizia Puppa hanno raccolto in sede di indagine. Le prossime 2 udienze si terranno il 4 e il 18 giugno 2026. La procura produrrà documentazione multimediale a supporto delle testimonianze e delle consulenze che verranno presentate. Rimaniamo in Friuli Venezia Giulia, 1 anno dalla tragedia all'STM di Maniago. La mamma ricorda Daniel Tafa, che oggi avrebbe compiuto 23 anni e il suo ricordo resta vivo nella comunità. Avrei tanto voluto fargli gli auguri qui a casa, ma purtroppo sono dovuto andare a fare gli auguri al cimitero. E non è bello per una madre, per i genitori, per un papà, per i sorelle, fratello. No, non è bello andare a fare gli auguri proprio là. Avrebbe compiuto 23 anni Daniel Tafa, ragazzo deceduto lo scorso anno, la notte del 25 marzo, poche ore dopo aver festeggiato il suo compleanno. Un giovane descritto da tutti come brillante, con un cuore grande, la cui vita è stata spezzata da una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai conoscere. Si trovava nella zona industriale di Maniago, presso l'azienda STM, specializzata nello stampaggio a caldo, quando tutto si è fermato. Stava lavorando vicino a una pressa quando uno
stampo esploso. Un'esplosione violenta e una scheggia incandescente lo ha colpito alla schiena, strappandolo alla vita. A un anno di distanza restano ancora troppe domande senza risposta. Secondo la madre di Daniel, la giustizia non è ancora stata fatta. Un destino crudele che rende oggi il suo compleanno un momento ancora più doloroso. Purtroppo il dolore è sempre più profonda, sempre più profonda. Il dolore per Daniel ci uccide ogni giorno, ci uccide ogni giorno di più, anche perché non sappiamo niente cosa è successo realmente quella sera. E non avremo pace finché Daniel avrà giustizia. Nonostante ciò, in mezzo al dolore c'è la vicinanza della comunità di Vajont. Tutta Vajont è stata vicina a noi. Io non posso ringraziarli abbastanza. Gli amici di Daniel che tutt'oggi continuano a venire, e io, vedendo i suoi amici, vedo il mondo, vedo Dio. Quando vedo loro sono la più felice del mondo, perché in loro vedo Daniel. Li spio anche quando vanno a giocare a basket, io mi nascondo lì negli alberi, li spio, rido e piango nello stesso tempo, perché è un dolore, una gioia, è un mix di emozioni. Follia all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un paziente ha morso, un vigilante seminato lo scompiglio, è stato arrestato dalla polizia locale. È un tipo aggressivo, un personaggio che infastidisce i passanti in città a Vicenza. Interviene la polizia locale che lo porta all'ospedale San Bortolo e qui, vista la sua agitazione, viene sedato. Ma quando si sveglia in piena notte si scatena. L'immigrato, all'interno della zona rossa dell'ospedale, urla, inveisce contro tutti i presenti, sputa, aggredisce i sanitari. Viene lanciato l'allarme, interviene la vigilanza, ma l'uomo morde sul braccio una guardia giurata. Sul posto arriva la polizia e, dato che lo straniero non ha bisogno di ulteriori accertamenti sanitari, decide di portarlo in questura. Una volta uscito dall'ospedale, però, l'uomo tenta di fuggire e, spingendo un agente con una spallata, colpisce l'altro con un calcio sul ginocchio. Nonostante la sua aggressività, viene fatto salire sull'auto della polizia, dove durante il tragitto prende a testate la parete di plexiglass. Arrivato in questura, viene identificato. Si tratta di un egiziano di 32 anni. Anche qui sferra un calcio al petto di un agente. Scatta l'arresto. L'accusa è di lesioni personali agli operatori sanitari e resistenza a pubblico ufficiale. Ora parliamo di un assicuratore di Arzignano che truffò numerosi clienti. La Cassazione ha accolto il ricorso di una vittima da 632.000 euro del risparmio tradito. Un'altra storia di risparmio tradito è quella dell'assicuratore Marco Carlotto con l'Assigrifo SRL. Fu un crack di ingenti proporzioni. Una storia che partita da Arzignano è arrivata a Roma, fino alla Cassazione, tra accuse di raggiri, polizze vita e risparmi spariti. Carlotto, 53 anni, aveva raggirato numerosi clienti, tra cui l'erede di un pensionato che in 4 anni aveva sottoscritto 9 polizze per quasi 350.000 euro attraverso Assigrifo, poi dichiarata fallita. Una vicenda che aveva spinto il Tribunale di Vicenza a condannare Inas Italia e Generali a risarcire integralmente le 3 sorelle, ritenendo decisivo sia il comportamento doloso dell'intermediario, sia il mancato controllo da parte delle compagnie. Adesso la Cassazione ha reso definitiva anche la sentenza che impone a Generali e all'assicuratore Valerio Dal Sasso di pagare in solido 632.000 euro versati per polizze a capitalizzazione mai liquidati. Generali rilevò Inas Italia, di cui Carlotto, radiato come intermediario finanziario dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, era subagente. La Corte, presieduta da Marco Rossetti, ha respinto il ricorso sia dell'intermediario Dal Sasso
che di generali, ma ha accolto 2 motivi del ricorso della cliente danneggiata Lucia R. per il ricalcolo degli interessi sui 632.000 euro dovuti. Restano dunque aperti i nodi principali: l'effettiva entità dei rimborsi, il ruolo degli intermediari e le responsabilità delle compagnie assicuratrici nella vigilanza. Una vicenda che incrocia la fiducia tradita da parte di Carlotto e controlli mancati e che, dopo tanti anni di battaglie legali, è ancora lontana da una parola definitiva. Una donna che per 2 anni avrebbe perseguitato la rivale in amore è finita a processo. Per la vittima si è trattato di un incubo. Una storia di corna che approda a Palazzo di Giustizia. Per quasi 2 anni avrebbe reso impossibile la vita alla rivale in amore. Sono i contorni di una vicenda che, secondo la procura, ha trasformato una rivalità sentimentale in un vero e proprio incubo psicologico con risvolti da codice penale. La giudice Rigon sta processando in tribunale a Vicenza una donna di 57 anni, residente a Montecchio Maggiore, imputata di atti persecutori. Per l'accusa, pubblica e privata, sostenuta dall'avvocato Sonia Negro, la donna ha messo in atto condotte reiterate di minacce e molestie nei confronti di una 54enne, accusandola di aver avuto una relazione con il suo ex compagno. In particolare le avrebbe detto a muso duro di andare con gli uomini delle altre donne. Non solo, per la vittima l'imputata si appostava vicino alla sua abitazione e l'avrebbe insultata anche davanti ad altre persone, oltre ad aver effettuato ripetute telefonate moleste, arrivando a minacciarla. Condotte che per la procura hanno provocato nella parte offesa un grave e perdurante stato di ansia e paura, tale da costringerla a cambiare abitudini quotidiane e percorsi abituali, per timore di incontrare la presunta persecutrice. E un sacerdote ha raccontato in aula il raggiro di cui era stato vittima da parte di una giovane cui aveva consegnato 40.000 euro. Sei il padre di mio figlio, lo avrebbe detto l'amante che si era spacciata per una minorenne a un sacerdote trevigiano. A raccontarlo in aula il religioso nel corso del processo per il vile ricatto ai suoi danni. Il prete in più occasioni avrebbe consegnato 40.000 euro prima di rivolgersi ai carabinieri. Erano i miei risparmi, afferma il sacerdote al tribunale. Siamo dalle parti di Castelfranco. In aula testimonia il parroco, oggi 73enne, che ha raccontato della relazione sessuale con una ragazza bolzanina, ben più grande degli anni che dichiarava. Una storia che, sempre secondo la ricostruzione della procura, si era trasformata in una ripetuta richiesta di denaro. 10.000 euro iniziali per abortire all'estero, in Austria. Non c'era nulla di vero, ma la vittima non voleva lo scandalo. Il prete parla di pressione, di un coinvolgimento emotivo e di una situazione che l'aveva prostrato, messo alle corde sul piano psicologico, fino a spingerla a consegnare le somme di denaro. Sul banco degli imputati una coppia, accusata di circonvenzione di persona incapace. La donna, che all'epoca si presentò come Anna, e il compagno. La difesa respinge le accuse e sostiene una versione diversa, contestando la ricostruzione accusatoria. Il sacerdote ha riferito di essersi sentito raggirato, raccontando di aver agito anche per evitare lo scandalo e le conseguenze sulla comunità. Un quadro complesso, fatto di rapporti personali, vulnerabilità e presunte pressioni economiche. Il processo è in corso e sarà il tribunale a stabilire responsabilità e verità su una vicenda delicata che intreccia vita privata, fede e giustizia. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG. Nonostante il taglio delle accise nelle scorse ore, il prezzo medio del diesel è tornato sopra i 2 euro, letteralmente a secco alcuni impianti dell'ENI e gli equilibri restano fragilissimi.
Eni in questo periodo qui ha attuato una politica di prezzi altamente aggressiva con differenziali molto alti rispetto alla concorrenza. Ovviamente la clientela ne approfitta giustamente, quindi di conseguenza sono aumentate in modo molto pesante le vendite. A catena e Senescato poi a tutti gli impianti Eni ha cominciato a vendere molto, l'Eni non è più stato in grado di fare le forniture normali, quindi molti impianti Eni oggi in provincia sono chiusi, stanno per chiudere. Ecco spiegato il motivo per il quale diversi impianti nella marca trevigiana sono rimasti letteralmente a secco, con Eni che ha adottato quella che Moreno Parin, rappresentante dei gestori di carburante, definisce una strategia di sottocosto. Secondo me l'Eni ha subito delle forti pressioni da parte del governo per mantenere possibilmente calmierare i prezzi del pubblico. Eni sta facendo danni a se stessa e anche al mercato, quindi non so una volta che cessa tutta questa confusione come andrà a finire le cose. Gli equilibri del resto sono delicatissimi, con la Guardia di Finanza che continua a vigilare. Il taglio temporaneo delle accise incide per 25 centesimi, ma il prezzo medio del diesel alla pompa in Veneto nelle scorse ore ha nuovamente superato i 2 euro di media, per l'esattezza 2,015. Noi del settore sapevamo già il giorno della riduzione delle accise che meno 25 per effetto del taglio accise, ma c'era già un più 12 per effetto dei prezzi internazionali dei prodotti finiti, quindi logicamente lo sconto non c'è stato, effettivamente almeno non si è visto, perché c'è stato ma non si è visto, e oggi siamo al punto di partenza. Anche per questo si guarda già a dopo Pasqua, quando il governo sarà chiamato a decidere se prorogare o meno il taglio. Su questo i gestori di impianti hanno le idee chiare. Dipende dove trovi i soldi, non vorrei che togliesse soldi alla sanità, alla scuola o altro, quindi bisogna vedere questo. Non è facile, io non sono in grado di fare previsioni, non sono al governo. Se fossi stato al governo probabilmente non avrei abbassato il costo delle accise, avrei distribuito qualcosina di più alle categorie più deboli dei cittadini. Chi mi viene qui con una macchina da 100.000 euro per 25 centesimi gli fa un baffo anche il gasolio a 5 euro al litro. Lo Stato dovrebbe redistribuire in maniera più equa quelle che sono le eventuali risorse a disposizione, aiutando chi è meno fortunato. Le conseguenze del voto referendario hanno coinvolto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, questo anche dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Del Mastro e del capo di gabinetto del Ministero e di Giusy Bartolozzi, avvenute nella serata di ieri. Nordio tira dritto e ammette le responsabilità politiche, ma non rassegnerà le dimissioni. Non ci saranno conseguenze per il governo, ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte, ma si riparta dalle esigenze dei territori. Da un lato la missione della sconfitta, di cui si assume, testuali parole, la responsabilità politica, dall'altro la volontà di non dimettersi e arrivare a fine legislatura. All'indomani del verdetto referendario è il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio ad avere gli occhi della politica e non solo puntati addosso. Le prime dichiarazioni di giornata sono quindi le sue, ma per quanto precise non spengono la polemica. Anzi, anche in Consiglio regionale c'è chi al ministro chiede un passo indietro. Io penso che un ministro che tra l'altro pronuncia determinate parole, non solo lui ma anche parte dei propri colleghi durante un referendum così delicato sulla Costituzione, non meriti di rimanere al suo posto. La difesa che non ti aspetti arriva dal Dem Giovanni Manildo, trevigiano come Nordio. Rispetto a Nordio le parole di onestà intellettuale che ha avuto mi sono molto piaciute e conoscendolo penso che c'era da aspettarsele. Penso che nell'ultimo periodo non sia stato più lui il frontman di questa campagna referendaria, ma sia stata proprio la Meloni stessa. C'è poi il fronte interno con gli equilibri tra Meloniani e Lega, con le regioni a guida Carroccio, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, dove a prevalere è stato il sì, record a Verona, terra del leghista Matteo Pressi. Io non credo che ci siano sul tavolo le dimissioni del ministro Nordio. Lui si è correttamente preso la responsabilità politica della proposta che è stata fatta attraverso la riforma, ha correttamente riconosciuto che il risultato non è quello sperato, cioè dell'approvazione della riforma. Detto questo, la riforma è una
parte del lavoro complessivo che spetta al Ministro della Giustizia. E infatti Nordio, sempre in giornata, ha già preannunciato il suo obiettivo, ovvero il piano carceri, riduzione delle carcerazioni preventive ed espiazione della pena nei paesi d'origine. Insomma, si va avanti, ma forse non come prima. Per Mario Conte si deve ripartire dai territori. A Treviso capoluogo, città di Nordio, il no ha vinto seppure di misura sul sì, e questo, lo sa bene anche Conte, non è un dettaglio. Conseguenza per il governo? Nessuna. Certamente però forse un eccesso di sicurezza nell'approccio a questa esperienza amministrativa non ha beneficiato, quindi dobbiamo tutti quanti tornare con i piedi per terra, evitare situazioni imbarazzanti che hanno caratterizzato soprattutto questo ultimo periodo, tornare ad ascoltare quelle che sono le istanze dei territori. Credo che il governo non debba muoversi, perché l'ha detto e lo deve confermare, perché per serietà si va alle elezioni e poi ritorniamo al giudizio dell'elettorato, però stavolta in maniera composita, non su un unico argomento. L'insegnamento che il popolo ha dato più volte al Parlamento di non procedere a colpi di maggioranza sulle riforme costituzionali come fece Renzi e come oggi ha fatto l'attuale governo non è stato accolto, e credo che sia una lezione sul tema di come la politica debba assumersi le proprie responsabilità, non delegarle al popolo. Scivoloni e divisioni non hanno aiutato la campagna referendaria del sì, secondo il presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredoni. L'associazione era schierata per il no, i temi della giustizia da affrontare, dice, sono altri. La Costituzione si può cambiare, ma va cambiata cercando la maggior convergenza possibile. Basta di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, e questo è un messaggio per tutti gli schieramenti politici, non soltanto quello che ha presentato oggi la riforma costituzionale. E poi c'è il tema giustizia, che è un tema importante, ha richiamato quasi 60% degli elettori a votare, e probabilmente però il tema giustizia deve riguardare di più la vita delle persone, quindi il tema della lunghezza, il tema appunto della certezza delle pene, il tema dei costi della giustizia. Ecco, ci sono tanti elementi che devono essere portati magari a riforma, invece questa riforma proposta e come è stata proposta gli italiani l'hanno rigettata. Certo, Nordio sente il peso e la responsabilità rispetto a aver proposto una riforma del genere. Ci sta che abbia come conseguenza le sue dimissioni, perché è una questione puramente anche politica, ma non credo che sia quello che deve chiedere la società civile. Quello che dobbiamo chiedere è che d'ora in poi le riforme e che siano sempre più appannaggio di un dialogo, dove appunto si cerchi la maggior convergenza possibile, pur rimanendo nelle proprie idee. Ecco, mi aspetto questo, quello che è mancato. Dividerci su alcune questioni, per quanto importanti, non credo convenga a nessuno. Sono tante, continuano ad essere tante le reazioni al voto referendario. Adesso ascoltiamo un servizio con altre reazioni politiche raccolte dalla nostra redazione di Padova. Cronaca di un disastro annunciato e diretto il leghista Roberto Marcato, che, preso atto del risultato della vittoria del no, accetta la volontà dei cittadini, ma si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Mentre è stata una sorpresa positiva l'affluenza, che è sempre un bel segnale, non sono rimasto sorpreso invece dall'esito. L'avevo detto qualche settimana fa ai vostri microfoni che secondo me il centrodestra stava sottovalutando l'esito del referendum. Secondo me ci abbiamo investito poco e poi nel momento in cui il centro-sinistra ne fa una questione politica, hai voglia tu a mettere in campo avvocati, giuristi, tecnici, devi rispondere con argomenti politici. Campagna politicizzata per Matteo Cavaton, Fratelli d'Italia. Il rammarico è grande perché io la ritengo e continuerò a ritenerla una riforma necessaria e giusta. È ovvio che il pensiero successivo è che questa riforma
o meglio il tema giustizia, scomparirà molto probabilmente per i prossimi decenni dall'agenda politica. Quali sono state le ragioni che hanno portato alla vittoria del no, secondo lei? Io credo che la principale sia che dal merito ci si sia spostati ad una politicizzazione ideologica del referendum, una sorta di, se qualcuno ricorda, referendum sul nucleare. Di tenore diverso i commenti in casa centrosinistra. È stata bocciata questa riforma del governo Meloni, riforma che aveva molti problemi sulla forma, prima ancora che sulla sostanza, su un quesito tecnico, ma questo non ha impedito ai cittadini di partecipare in maniera importante e festeggiamo quindi anche un risultato di affluenza. Io penso che la gente abbia capito, insomma, senza estremizzare il concetto, la gente ha capito che sa fare cose assieme, senza colpi di maggioranza, senza campagne strane che non capivo nemmeno cosa. Sono soddisfatto, se non sbaglio la città di Padova, il capoluogo di Padova, è arrivato primo di tutti quanti, chissà come mai. Se no ha vinto a Padova città, il sì ha prevalso nel resto dei comuni della provincia euganea come nel resto del Veneto. In Veneto, come in Lombardia, come in Friuli Venezia Giulia, ha vinto però il sì. Sì, dove governa la Lega e quindi evidentemente c'è un elemento di contagio positivo di una classe dirigente che insomma negli anni ha dimostrato di essere credibile. Adesso andiamo a sentire delle reazioni politiche in un altro comune importante della regione dove, come a Padova, ha vinto il no alla riforma della giustizia. Stiamo parlando naturalmente del comune di Venezia, nel quale il risultato viene visto anche in prospettiva, visto che a brevissimo si andrà al rinnovo del Consiglio Comunale, all'elezione del nuovo sindaco. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, pur avendo votato sì, legge l'esito del referendum sulla giustizia come un segnale di cambiamento e una spinta utile in vista delle amministrative, pur ammettendo che non sarà semplice trainare tutti. Trainare tutti sarà complicato, speriamo di potercela fare. Il no dei giovani, che secondo me non sono entrati tecnicamente nella riforma, questo è il mio parere ovviamente, ma sono spaventati da quello che sta succedendo a livello internazionale. Penso che i giovani hanno dato un segnale di pace, vogliono la pace, hanno paura di questa roba qua e io li capisco. Di segno opposto Monica Sambo, consigliera regionale del PD, schierata per il no, interpreta il risultato come parte di un trend e una scelta consapevole dell'elettorato. È un trend positivo per il centro-sinistra che dalle europee e poi con le regionali risultato sempre vincente a Venezia, e questo ovviamente ci dà ancora di più la carica per le prossime elezioni, che sono quelle amministrative di importanza fondamentale per la città, e i dati insomma in qualche modo ci danno ragione. Il referendum assume così un valore politico. A Venezia, dove il no ha raggiunto il 55,13%, ci si interroga su un possibile ritorno a un orientamento di centrosinistra. Dal fronte del sì, l'esito rappresenta un campanello d'allarme, sebbene non decisivo. Non so se si possa dire così, direi di no. Cioè, direi che questo lo decideranno i cittadini quando andranno a votare tra centrodestra e centrosinistra o coi candidati, dipende molto dai candidati. Direi che qualcuno sta cercando di strumentalizzare il voto ancora una volta dei giovani e del popolo, che è sovrano, che ha votato su un referendum tecnico e ha deciso come il popolo sa fare. Il fronte del no parla invece di un'importante base di rilancio in vista delle imminenti amministrative. Le nostre proposte a partire dalla casa, dall'abitare, ma anche sulla sanità, sulla sicurezza, che sono temi fondamentali per i cittadini e che ci chiedono in queste settimane, anche quando siamo andati a parlare del referendum, ci chiedevano di cambiare anche Venezia, e siamo certi che questo cambiamento sia possibile. Per il candidato sindaco del centrosinistra a Venezia, Andrea Martella, la vittoria del no in comune è sintomo di una voglia di cambiamento in città. E sul tema rigenerazione della terraferma attacca chi ha governato per 11 anni. La città non può parlare ora di ricette per mestre. Venezia ha detto no in modo inequivocabile ad una riforma della Costituzione sbagliata, che non andava incontro ai reali interessi dei cittadini per una giustizia migliore e più efficace. E Venezia ha detto sì anche a una grande voglia di cambiamento.
c'è bisogno di un'area nuova, c'è bisogno di un modo di governare la città basata sul rispetto, sul coinvolgimento, sull'ascolto dei cittadini. Venezia è grande, complessa, diversa, c'è la terraferma, la città d'acqua, le isole e quindi ci sono molti incontri. Questa mattina eravamo al Lido e siamo stati al mercato, siamo stati ad incontrare i cittadini delle associazioni, abbiamo incontrato tante persone, anche lì riscontrando una voglia di cambiamento. E poi c'è la terraferma, si parla di rigenerazione. Sì, ho visto che da parte dell'amministrazione uscente, dopo aver fatto quasi nulla a proposito di rigenerazione urbana della città, oggi si prendono meriti che nemmeno hanno rispetto alle azioni invece che ha fatto la Fondazione Venezia e il Museo Lemmenove. E quindi ho detto che si fa con i fatti, non con le parole. Soprattutto non è credibile chi pensa di dire delle cose oggi dopo che non le ha fatte per 11 anni, e mentre noi metteremo la rigenerazione della città tra i punti qualificanti del nostro programma. E no al referendum fa interrogare la città di Bassano del Grappa. Il progetto rischia di finire nel tritacarne della resa dei conti della politica, mettendo in discussione i progetti che sono in campo sul Tribunale. Il referendum sulla giustizia è andato in archivio. Ha vinto il no, ma questo lo sapete già. Quel che tutti si chiedono ora è quali saranno le ripercussioni sulla politica nazionale e soprattutto su quella locale. Il primo contraccolpo è per il ministro della giustizia, Carlo Nordio, che solo pochi giorni fa era a Bassano del Grappa per lanciare la volata del sì al referendum. Il guardasigilli si è assunto la responsabilità politica della tornata referendaria e di eventuali difetti di comunicazione o impostazione. Le ricadute locali però potrebbero essere molto importanti. Se vi è venuto in mente il Tribunale della Pedemontana e il progetto che giace nei cassetti del Parlamento, ebbene sì, quello potrebbe essere un problema. La domanda è molto semplice. Il Tribunale di Bassano rischia di finire nel tritacarne della resa dei conti post-referendum? Nordio ci ha sempre messo la faccia e anche quando è arrivato a Bassano ha risposto così al sindaco Nicola Finco, che gli chiedeva rassicurazioni sull'argomento. Sentite. Finito questo momento concitato di cui parliamo subito, che riguarda il referendum, sicuramente riprenderemo in mano e talloneremo il Parlamento e quindi voi sapete che il governo ha fatto la sua parte, però lo porteremo sicuramente a compimento. Già, ma tirare per la giacca il Parlamento con una vittoria, un referendum storico in tasca è una faccenda. Ben altra cosa è chiedere conto di un percorso molto osteggiato dopo quello che è accaduto domenica e lunedì. E quindi sono in molti nella zona che da anni chiede l'apertura del Tribunale a preoccuparsi per lo scatto finale, che per qualcuno potrebbe trasformarsi in un letargo del progetto fino a fine legislatura. E chi arriverà dopo se ne occuperà, oppure no. Per questo serve qui e adesso una presa di posizione del territorio nuova e più forte che mai, per far sentire fino a Roma, magari tramite i rappresentanti di una zona che vanta il PIL di un piccolo Stato, tutta la voce dei cittadini. Ci fermiamo per un istante, nuovamente ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente con Focus TG, parliamo della crisi della Idro di Feltre. I lavoratori hanno dichiarato che non accetteranno di essere trattati come una variabile marginale. In assenza di risposte concrete verranno decise forme e tempi delle necessarie mobilitazioni. Idro, il tavolo ministeriale è fissato per il prossimo 31 marzo e i lavoratori e lavoratrici dello stabilimento fanno sapere che non accetteranno ulteriori rinvii. Agli advisor incaricati dalla società vengono chieste risposte precise e verificabili per sapere se il perimetro della cessione riguarda l'intero compendio industriale oppure si stia preparando una parcellizzazione. Qual è il perimetro dentro il quale l'operazione potrà avvenire? Quali sono i soggetti che eventualmente si sono interessati, con quali aspetti occupazionali, con quali investimenti possibili? E quindi ci attendiamo che ci sia più nel dettaglio una verifica della situazione. Alla multinazionale Idro viene detto con chiarezza che non sarà consentito alcun disimpegno mascherato
O c'è una reale volontà di garantire continuità produttiva e occupazionale, oppure si andrà inevitabilmente allo scontro. Lo stabilimento ad oggi è ancora chiuso a seguito dell'incendio che ha coinvolto la sottostazione elettrica e per il cui ripristino sembra che i tempi siano medio-lunghi. Si parla di una ripresa delle attività non prima del mese di agosto dell'anno in corso. I lavoratori sono preoccupati e quindi è quanto mai necessario che gli advisor diano notizie certe di quello che è lo stato della trattativa. Restano gravissime le incertezze sul ripristino della piena operatività dello stabilimento dopo l'incendio della sottostazione elettrica. Ogni ritardo alimenta nei lavoratori il sospetto che si voglia accompagnare il sito verso un progressivo svuotamento. Senza prospettive certe, la cassa integrazione sarebbe soltanto un rinvio dei licenziamenti. In mancanza di questo chiediamo a tutte le istituzioni, in primis quella provinciale. Il nuovo presidente si è appena insediato e nel suo discorso di insediamento non crediamo di aver sentito alcunché rispetto alle crisi aziendali oggi in provincia, che non riguardano solo la Idro ma anche la Edin Bosch e anche altri stabilimenti in altri settori, uno su tutti la ceramica Dolomiti. Se non c'è una soluzione privata, per così dire, ci dovrà essere una soluzione pubblica e quindi delle politiche industriali. Se il settore dell'alluminio è un settore, come si dice, strategico, serve che in mancanza di soluzioni dentro una dinamica di carattere privato ci siano soluzioni di carattere pubblico. Andiamo a Vicenza per parlare delle polemiche a seguito dei cantieri aperti in 5 edifici comunali. Alcuni dipendenti pubblici temono per la propria incolumità. Chiaramente quando intervieni con un cantiere così importante in uno stabile con l'età come questa di Palazzo del Territorio, è chiaro che qualche piccola criticità può riscontrarsi, ma proprio perché appunto conosciamo le difficoltà dei nostri palazzi siamo impegnati non solo qui a Palazzo del Territorio ma anche a Palazzo Trissino, anche a Palazzo Uffici, con interventi milionari dal punto di vista degli importi per andare a mettere in manutenzione e in sicurezza gli stabili. È chiaro che cantieri così importanti fanno fatica a volte a convivere con il normale svolgimento delle attività all'interno degli uffici. L'assessore ammette dunque le problematiche subentrate negli edifici comunali in corso di restauro che generano disagi e timori per i dipendenti pubblici costretti a lavorare in condizioni a volte precarie. A seguito della grave emergenza derivata dal cantiere attivo nel sottotetto di Palazzo del Territorio, immediatamente evacuato nel fine settimana, il sindacato CUB era insorto, diffidando l'amministrazione comunale a far proseguire le attività lavorative nei locali che non presentino i requisiti di stabilità e sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Per monitorare le certificazioni in 5 edifici comunali era stato formalmente interessato l'Ispettorato del Lavoro. Chiediamo veramente e seriamente che ci siano forniti verbali di conformità di questi palazzi e l'aggiornamento del DVR, documento di valutazione dei rischi. Sono documenti ufficiali ed essenziali per dire che i lavoratori operino in condizioni accettabili e dignitose. Il sindacato fa le sue valutazioni e sceglie le strade che meglio ritiene opportune per garantire la sicurezza dei propri iscritti e ovviamente noi come comune ci teniamo prima di tutto alla sicurezza dei nostri dipendenti e l'esempio qui di Palazzo Territorio secondo me lo dimostra. Nel momento in cui abbiamo avuto una piccolissima percezione che potesse peggiorare la situazione non ci siamo minimamente preoccupati di dover chiudere un angolo di città. Rimaniamo a Vicenza per parlare di TAV, però, perché resta ancora l'incognita sull'uscita ad est in direzione di Padova. Sulla questione si è riunita la cabina di regia del Comune di Vicenza. Alta velocità, quella dei treni, perché sul fronte della progettazione si è in attesa della coincidenza con l'idea giusta. In effetti, mentre procedono i lavori per l'attraversamento della città del Palladio, restano ancora sul tavolo le soluzioni per l'uscita est verso Padova. E così la cabina di regia della TAV, dopo gli incontri con 106 famiglie coinvolte dai lavori, ha fatto il punto sui progetti che restano ancora in piedi. La soluzione 1 è la soluzione col quadruplicamento in superficie, lo scavalco in superficie a 7K, la soluzione 2 è sostanzialmente la previsione di una galleria nella zona di San Pio X, per poi però avere comunque lo scavalco in superficie a 7K, mentre la soluzione 3 prevede che l'intera linea ad alta velocità venga messa sottoterra in galleria fino quasi al confine del Comune di Vicenza,
con anche la linea storica che viene collocata in galleria nella zona di San Pio X, ma che riemerge in superficie all'altezza di 7K per permettere alla linea ad alta velocità di scavalcare la linea storica sottoterra e non in superficie come nel caso della soluzione 1 e della soluzione 2. Queste le 3 opzioni su cui l'amministrazione ha chiesto approfondimenti per valutare le ricadute. Dagli incontri con le famiglie è emersa la preoccupazione dei cittadini per la durata dei cantieri. La terza opzione, con la galleria lunga, potrebbe richiedere 9 anni di lavori, ma in cambio, alla fine, l'impatto paesaggistico sarebbe molto contenuto. Mentre la prima opzione prevede solo 4 anni di lavori, però lascerebbe i binari allo scoperto, con le barriere antirumore. Ora toccherà al Ministero dare le risposte. Nel momento in cui si avrà maggiore contezza anche di quanti finanziamenti il Ministero può mettere a disposizione per il terzo lotto e quindi quali soluzioni può effettivamente finanziare, a quel punto saremo nelle condizioni anche di prendere una decisione. A Jesolo è stato istituito il primo registro per le locazioni turistiche, uno strumento antitruffa per turisti e proprietari. Un registro volontario per contrastare le truffe negli affitti turistici. Nasce a Jesolo l'iniziativa promossa da Confcommercio in collaborazione con Rescasa, Associazione Nazionale del Turismo in Appartamento, per certificare l'affidabilità degli alloggi destinati alle locazioni brevi. Il sistema prevede verifiche su esistenza degli immobili, dotazioni, localizzazioni e corrispondenza del codice identificativo nazionale, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza a turisti e proprietari e arginare gli annunci non veritieri. Vogliamo dare garanzie e sicurezza al nostro ospite. Tutti i nostri soci che hanno 2 o più appartamenti e che faranno parte di questo registro che noi faremo anche gratuitamente per tutti i nostri soci, è quello di certificare primo che l'appartamento esiste, perché purtroppo si legge spesso di truffe che vengono fatte, che a quel CIN corrisponde effettivamente un appartamento che ha questi requisiti. Quindi è un sistema per tutelare l'ospite. Non vogliamo fare le agenzie, non vogliamo sostituirci al lavoro degli altri, solo dare una garanzia in più. L'iniziativa si inserisce in un settore in forte crescita. Nel 2025 l'extraalberghiero a Jesolo ha superato 1.200.000 presenze, in aumento rispetto all'anno precedente. Sul fronte normativo resta il nodo delle locazioni brevi. Dal 1 gennaio chi affitta più di 2 appartamenti è considerato imprenditore con l'obbligo della partita IVA. Essenzialmente 2 missioni. La prima, aiutare chi vuole essere un vero professionista nel mondo della gestione del turismo in appartamento a capire quali sono le regole, dove vanno le regole, in che direzioni la normativa si sposta e a sapere come rispettarle, ma soprattutto sapere dove va il mercato. Quello che guida il nostro settore è l'ospite, la sua esigenza, la sua richiesta di servizi sempre migliori, sempre più professionali, e questo è il maggior contributo di Rescasa sul territorio. Compleanno d'eccezione a San Martino di Lupari, il paese in festa per i 100 anni di Maria Boratto. I 3 figli accanto, Mario, Giuseppina e Lucia, con loro il primo cittadino di San Martino di Lupari, Nivo Fior. È festa grande per i 100 anni di Maria Boratto, un compleanno straordinario che la signora ha tagliato domenica in splendida forma, una storia fatta d'amore e dedizione per la famiglia e di lavoro instancabile, quella della signora Maria, che a soli 14 anni andava ogni giorno a piedi nella Filanda dove lavorava. Con il marito Giuseppe, Maria ha costruito una famiglia che le ha regalato i suoi 3 figli, nipoti e pronipoti. Felice compleanno anche dalla nostra redazione, cara signora Maria. Con questi auguri di buon compleanno si conclude l'edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta. Questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi attorno alle 21:15 il nostro talk show Focus. Tra gli ospiti della puntata Patrizio Baroni, Paolo Bonafè, Fabio Crea, Barbara Denardi, Giuseppe Marra, Guido Rizzo. Con questo per ora è tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.